In Emilia-Romagna dopo queste elezioni ci sono penso delle certezze. La prima che c'è un presidente che ha vinto le elezioni, la seconda che la Lega ha avuto un esploit di voti pauroso e che quindi è di fatto un partito cardine anche in questa elezione. La terza sicuramente la debacle paurosa dei 5 Stelle e la quarta direi che questo governo con questi numeri a questo punto non se ne va a casa, resta ancora lì. Sull'autonomia che Bonaccini su questa partita adesso accelererà ancora di più, anche perché riguarda principalmente 3 regioni, ma altre 16 regioni poi ci sono, anzi altre 15 regioni poi si sono aggregate a noi. Il cambio di marcia per questo governo è l'autonomia. Se questo governo non vara l'autonomia vuol dire che ha preso in giro i cittadini. Già è un governo che non gode di consenso popolare, questo lo si sa, ma non lo dico per star lì a girare il dito nella piaga, perché è un dato oggettivo, lo dicono tutti i sondaggi, lo dicono tutti i borghi e tutte le comunità. Almeno si abbia la decenza di portare avanti la partita dell'autonomia, che è una partita irrinunciabile e non ha colore politico.